Buongiorno e bentrovati con A Voi la Linea. Si è celebrato oggi a Udine il 247° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia è stata anche l'occasione per fare il bilancio sull'attività delle Fiamme Gialle. 247° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza celebrato oggi qui a Udine. Comandante, una ricorrenza molto importante. Sì, una ricorrenza importante che quest'anno abbiamo celebrato qui nella caserma Breccia alla presenza del prefetto di Udine, del sindaco di Udine e del procuratore, la dottoressa Danelon. Abbiamo celebrato questa ricorrenza che ricorda per noi la fondazione e al tempo stesso in questi giorni, i giorni che vanno dal 21 di giugno al 5 di luglio del 1918, sono i giorni della battaglia del solstizio che ha visto molti finanzieri distinguersi eroicamente nel corso della Prima Guerra Mondiale. L'occasione però è stata anche per fare il bilancio dell'attività di quest'anno. Quali sono i dati salienti? Allora, i dati salienti sono certamente l'impegno della Guardia di Finanza, soprattutto quest'anno e nei mesi a venire, per il presidio del territorio e il contrasto a quelle che sono le possibili infiltrazioni della criminalità nell'economia legale in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando. Ma l'impegno è a tutto campo, ovviamente continua l'impegno nel settore delle entrate. Ad esempio nello scorso anno e nei primi mesi di quest'anno abbiamo sequestrato 550 tonnellate di carburanti introdotti in Italia in contrabbando. Abbiamo accertato frodi al bilancio nazionale e comunitario per 40 milioni di euro. 7 milioni di euro è il valore degli appalti irregolari accertati. E poi diciamo, ovviamente continua l'impegno nel contrasto al traffico di stupefacenti con oltre 110 kg di sostanze stupefacenti sequestrate. E noi soprattutto di questa provincia, che abbiamo la montagna alle nostre spalle, abbiamo l'impegno dei finanzieri del soccorso alpino che lo scorso anno hanno portato in salvo 153 persone. Lo scorso anno con il lockdown si era segnalato un aumento dei reati informatici, diciamo in truffe, frodi, tutto questo genere, e rimane questo dato anche quest'anno? Allora, l'impegno in questo settore da parte nostra è anche legato soprattutto al contrasto alle contraffazioni. Sappiamo che molte merci vengono vendute tramite i canali telematici, quindi il dato che per noi è di riferimento sono i 600.000 prodotti contraffatti o insicuri sequestrati durante lo scorso anno, una parte dei quali certo si riferisce anche al commercio elettronico. Uno dei pilastri fondanti dell'operato della Guardia di Finanza è la lotta all'evasione, agli evasori e ai grandi evasori. Ci si registra anche in provincia di Udine? Allora, per quanto riguarda il contrasto all'evasione, l'impegno della Guardia di Finanza già dallo scorso anno, quando ha avuto inizio il primo lockdown, è quello di continuare incessantemente nel contrasto a quelle che sono le forme di frode più rilevante. E quindi ci riferiamo alle frodi IVA, alle frodi perpetrate attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che certo nella nostra provincia non mancano, e poi a quelle che sono le frodi, l'evasione fiscale internazionale. Andiamo adesso nella destra tagliamento, dove la Caritas diocesana di Concordia Pordenone ha dato vita a un laboratorio di sartoria sociale per persone svantaggiate, T-Essere, in collaborazione con Associazione San Vincenzo, Fondazione Friuli, Cooperativa Nuovi Vicini Onlus e altre realtà del territorio. Tutto è iniziato con le mascherine per il Covid ed è proseguito con tanti altri articoli. Siamo all'interno dell'Associazione San Vincenzo in via Caboto a Pordenone. Qui è nato un laboratorio sociale sartoriale che è nato appunto dalla collaborazione della San Vincenzo, della Caritas diocesana di Concordia Pordenone, con il sostegno della Fondazione Friuli e la cooperativa Nuovi Vicini Onlus. Siamo con Sabrina Toffoli, che è la coordinatrice del progetto. Insomma, com'è nata questa iniziativa? Chi viene impiegato qui? Sì, allora buongiorno a tutti. Dunque, Tessere
è un laboratorio di sartoria sociale che ha come scopo quello di favorire l'inclusione sociale attraverso la creazione di spazi per la socializzazione, lo sviluppo di competenze nel campo della sartoria, l'inserimento lavorativo e anche lo sviluppo di percorsi di collaborazione tra soggetti diversi. Destinatari sono rifugiati, richiedenti asilo, donne vittime di tratta, persone in situazioni di difficoltà, ma anche chiunque voglia imparare a cucire. Il progetto ha una storia un po' particolare che parla di resilienza e di passione. Perché? Perché diciamo era ormai da tanti anni che in Caritas c'era un laboratorio gestito da un gruppo di volontarie ex arte che insegnavano proprio a cucire a richiedenti asilo e rifugiati. Poi è arrivato il Covid a febbraio e si è bloccato tutto. Però il Covid ha creato anche l'opportunità per far ripartire tutto, perché a maggio del 2020 il laboratorio Tessere ha ripreso in modo rinnovato, cominciando a fare mascherine. Insieme con altre cooperative del Friuli Venezia Giulia abbiamo creato una rete, la rete per l'economia sociale, proprio con lo scopo di produrre mascherine e anche altri prodotti tessili. Quindi la mascherina è stato un po' il nostro propulsore, però poi da lì si sono aggiunti tanti altri prodotti, borse, astucci che vedete qui, tutti prodotti frutto dell'invenzione e della creatività delle persone che collaborano all'interno del laboratorio e realizzate cercando di puntare alla qualità, ma non solo qualità, anche riciclo. Cerchiamo di usare tessuti il più possibile stoffe riciclate, proprio perché siamo convinti che il rispetto per le persone deve andare insieme anche al rispetto per l'ambiente. Ecco, un progetto che sicuramente aiuta queste persone in un qualche modo a farsi sentire utili e a integrarsi anche di più nella società, prodotti poi e articoli che vengono venduti. Esatto, sì, infatti all'interno del laboratorio queste persone imparano proprio un lavoro, diciamo, imparano anche a stare in un certo tipo di contesto strutturato, qualcuno di loro ha anche trovato lavoro. In questo momento sono 8 le persone che a vario titolo, volontari, tirocini, dipendenti, collaborano nel laboratorio e tutti hanno in comune questa cosa, la passione per la sartoria. Molti di loro vengono da famiglie in cui ci sono dei sarti. Abbiamo avviato una collaborazione preziosissima con l'azienda, un'azienda di tappezzeria, Emanuele Mariotto, la quale ha messo a disposizione le sue competenze e risorse umane. Una loro sarta è venuta qui e ha spiegato ai nostri ragazzi come realizzare dei manufatti industriali piuttosto anche complessi e elaborati. Mi chiamo Ali, vengo dall'Afghanistan e ho una famiglia di sarta, mia famiglia tutti sartano e voglio portare loro qua e poi faccio un negozio qua. Sono Amadede, vengo dal Niger, da 10 anni che sono qua, di più anche. Donc, sono sarto di esperienze che ho fatto tanti anni di lavoro lì. È un progetto che sicuramente aiuta in maniera significativa queste persone. Sì, se pensiamo alla Caritas come una realtà della Chiesa che cerca di contrastare appunto la povertà, il contrasto appunto alla povertà si declina sempre con il tema del contrasto all'esclusione sociale. E questa esperienza di questo appunto, laboratorio è fondamentalmente un'esperienza di inclusione sociale. E un po' la parola che mi viene in mente è la parola insieme. Insieme perché ci sono operatori, ci sono volontari, ci sono persone che si stanno appunto formando su questo appunto, lavoro e insieme perché ci sono anche soggetti istituzionali, imprese che hanno deciso di mettersi insieme appunto per tessere appunto, relazioni. Visitabile sempre a ingresso libero tutto l'anno, l'ex avannoteria di Aris di Rivignano si è trasformata nel tempo. Da struttura destinata in origine alla riproduzione artificiale delle trote, oggi si presenta come una deliziosa oasi nel cuore della terra delle risorgive, gestita dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico della Regione. Grazie ai camminamenti in legno e a una grande struttura rialzata, qui si possono osservare numerose specie di uccelli, pesci e tartarughe. L'abbiamo visitata per voi. L'area esterna qui, che è sempre aperta al pubblico perché le uscite non sono chiuse, ci sono dei cancelli di legno ma sono accessibili,
è un'area che riproduce l'ambiente delle risorgive. Come vedete nel 2007 abbiamo fatto queste passerelle proprio per permettere la visione anche nella parte più interna della zona. Qui di fronte a noi ci sono delle vasche che, come vedete, sono vasche artificiali. Per quale ragione? Perché qui tantissimi anni fa, nella parte vecchia, questa qui dove siamo in questo momento, c'era una vanotteria. Cosa significa vanotteria? Venivano premute le trotte e venivano fatte schiudere le uova e nascevano i piccoli di pesce che sono avannotti. Per un periodo hanno anche allevato delle trotte, stiamo parlando di molti anni fa, hanno anche allevato le trotte qui prendendo l'acqua del fiume naturalmente, perché la trotta ha bisogno di un'acqua veloce, fredda, molto ossigenata. Dopodiché l'allevamento non è stato più fatto, ma molto prima, naturalmente stiamo parlando di un periodo antecedente a quello dell'entrata dell'ente tutela patrimonio ittico. Qui però noi manteniamo questa struttura così fatta, l'unica cosa che facciamo è lo sfalcio dell'erba, il contenimento delle canne, ma lasciamo che la natura viva da sola. Se voi fate una passeggiata in esterna, qui vedrete carpe, tinche, le tipiche specie che vivono in un ambiente così melmoso, poco ossigenato. C'è qualche luccio, ci sono un sacco di libellule, abbiamo tante specie di libellule diverse, abbiamo dei plecotteri, adesso poi è il momento principale, proprio si vedono molto in volo perché è il periodo riproduttivo. Successivamente loro deporranno le uova in superficie dell'acqua, perché le libellule depongono le uova in superficie, l'uovo poi scenderà, si schiuderà e la larva vivrà a seconda della specie 1 o 2 anni sul fondo del fiume. Naturalmente tutta la vegetazione che vedete qui è una vegetazione che scompare completamente nel periodo autunnale, tutte le foglie cadono. E tutte queste foglie che poi cadono sull'acqua e si decompongono e vanno sul fondo diventano importante cibo per tutti i pesci. Qui abbiamo anche degli uccelli che si fermano nel periodo naturalmente invernale quando c'è la migrazione. In questo periodo invece vediamo dei martin pescatore, sono bellissimi dal nome pescatore, quindi sfruttano il loro veloce volo e poi in picchiata entrano in acqua per prendere dei pesciolini. Abbiamo dei marangoni minori, abbiamo qualche airone, naturalmente, che si cibano poi di pesci. Adesso ci lasciamo un attimo per la pubblicità, ma ci ritroviamo subito dopo. Fortezza di epoca patriarcale, la cui esistenza è documentata dal 1589, il castello di Aiello del Friuli è stato aperto alle visite guidate per la prima volta quest'anno grazie al suo proprietario Aurelio Pantanali, anima del Circo Navarca, che in paese promuove le storie del territorio e delle sue meridiane. Tenuto dai nobili toscani Rabatta, poi passato di mano ai nobili Dubrovnik e quindi a una famiglia di San Daniele del Friuli, fu poi smembrato in più parti. Abbiamo visitato per voi la torre più antica, che ospita una mostra di artisti della zona, grazie all'iniziativa Castelli Aperti 2021. Il castello di Aiello, aperto per la prima volta grazie all'iniziativa Castelli Aperti, che storia ha particolare e che cosa ospita oggi? Il castello di Aiello nel passato era considerato un'antica fortezza di epoca patriarcale. Le prime notizie documentali risalgono al 1589, quando la famiglia Rabatta, era una famiglia nobile toscana ma che operava nel territorio goriziano, acquistò questo castello, che poi non era molto grande come lo è attualmente. C'era la torre e poi circa una decina di metri di fabbricato, e lo ottenne per 170 anni. E in questi 170 anni costruì molte altre parti di questo antico castello. Dopodiché passò di mano e nel 1760
la famiglia nobile ragusana, l'attuale Dubrovnik in croato, la famiglia De Bona, lo acquistò e lo tenne per altri 50 anni, soprattutto per essere vicino all'impero d'Austria, che qui a Aiello per 400 anni rimase sotto l'impero d'Austria dal 1516 fino al 1918. Dopodiché passò di mano un'altra volta e lo acquistò una famiglia nobile sandanielese, gli Urbanis, che lo tennero per 100 anni, fino all'inizio dello scorso secolo. E quindi il fabbricato è molto grande, sono circa attualmente 50 metri e a ferro di cavallo, e tra la prima e la seconda guerra mondiale passò di mano a 4 famiglie di signori del nostro territorio, e dopo la seconda guerra mondiale, nel 1946, non riusciva il proprietario a venderlo ad un'unica persona e quindi venne suddiviso in 3 proprietà. E solo recentemente l'ala sud di questo castello, quindi la parte più antica, è stata aperta come casa vacanze, dove noi oggi possiamo vedere l'interno con tutti i suoi arredi. Correlata all'apertura del castello sono state legate 2 altre iniziative: la visita del cortile delle meridiane, che sono 23 meridiane che segnano il tempo che l'uomo ha utilizzato nel passato come tempi di misura, e poi il Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, che è, pochi lo sanno, il museo etnografico più grande d'Italia, con 25.000 pezzi esposti. Il secondo è a Modena con 13.000. Ecco, questo museo contadino, che è effettivamente uno dei più grandi d'Italia, come dice lei, che storia ha? Nel senso, da dove arrivano tutti questi oggetti di testimonianza e di uso delle nostre terre? Il conte Formentini, che abita nel suo castello a San Floriano del Collio, aveva dei legami con i suoi zii, con il paese di Aiello, e 27 anni fa decise di raccogliere questi antichi strumenti utilizzati dall'uomo, perché non erano in vendita. Con i cambiamenti dei macchinari degli anni 60-70 lui disse: portatemi a me, invece di buttare via i torchi, gli aratri, i carri, tutto quello che ne consegue del mondo del passato. E quindi ci sono ben 70 sezioni che è riuscito a realizzare, quindi dal muratore al maniscalco, al bandaio, al lattaio e via dicendo. È anche un bel sito che è stato creato, dove tutti possono ritornare con la mente, no, ai nostri nonni, e capire come si lavorava e come si viveva dalla seconda guerra mondiale al passato. Ci occupiamo adesso di sport, perché ieri a Tarvisio è stata presentata la partnership tra il Comune e il Pordenone Calcio, che farà il ritiro per i prossimi 2 anni proprio nella località montana. È stata anche però l'occasione per fare il punto sullo stato di salute della società neroverde, tra obiettivi e mercato. Presentazione del ritiro del Pordenone Calcio qua a Tarvisio, Pordenone che per altri 2 anni, quindi 3 anni in totale, ha scelto la località montana friulana, a testimonianza di quello che diceva lei poi a Lignano l'altra volta: volete radicarvi nel territorio. Ma sì, credo che abbiamo delle bellezze straordinarie, e perché non usufruire di queste strutture, poi che bisogna, io ho detto anche al sindaco, bisogna cercare di migliorarsi, e si migliora attraverso dando dei segnali. Qualcuno deve dare il segnale, noi dobbiamo essere bravi a fare questo. Su Lignano stiamo ricevendo un'ospitalità straordinaria, e anche su Tarvisio ci stanno accogliendo veramente in modo incredibile, quindi come si può non tradire queste persone? Ma poi lo facciamo veramente perché ci sentiamo parte del territorio. Io poi amo la montagna in particolare, quindi questo credo che sia solo, mi auguro che sia solo un punto di partenza questi 2 anni. Dal 12 al 27 luglio qua vedremo la squadra cambiare già mentre sarà al lavoro. Cosa possiamo aspettarci? Lei non ama parlare delle cose tecniche, ma qualcosa ci può dire? No, anche perché adesso stiamo ancora c'è ancora una settimana
di chiusura, poi comincerà il mercato, quello vero. Noi stiamo cercando di portare in ritiro o dare a Paci possibilmente la squadra quasi al completo, perché sarebbe importante che potesse lavorare questi 16 giorni in ritiro con tutto l'organico, perché è un allenatore nuovo, idee nuove e lo staff nuovo, quindi noi stiamo, diciamo così, abbiamo chiuso un ciclo e adesso vorremmo riaprirne uno nuovo con delle figure nuove, quindi riuscire a portare su in ritiro, per rispondere alla domanda tua Monica, la squadra abbastanza al completo sarebbe importante per lui perché potesse lavorare con tranquillità. Non è facile perché i primi giorni del mercato, noi cominciamo già il 5, quindi in 15 giorni sarà dura, però insomma diciamo che l'ossatura della squadra c'è, se riusciamo anche a inserire un paio di giocatori nuovi in modo che si possa lavorare su una buona base, credo che sarebbe qualcosa di importante. Ce lo ha svelato poco fa, lavorerete soprattutto per il reparto offensivo. Sì, lì credo che sarà il reparto, poi abbiamo preso naturalmente Mensah della Triestina, adesso probabilmente a giorni chiuderemo qualcun altro davanti, quindi davanti sicuramente è dove abbiamo ritoccato di più, e poi anche in mezzo sicuramente saranno degli inserimenti, poi salvo uscite clamorose importanti, diciamo così, che 4-5 giocatori arriveranno per il tiro sicuramente. Torno a chiederlo, Diav, fantacalcio? No, non c'è niente di fantacalcio, con Diav c'è un ottimo rapporto, ci siamo lasciati in buoni rapporti, col Monza c'è un buon rapporto, però Diav a tutt'oggi è un giocatore del Monza, quindi va rispettato, noi aspettiamo, vediamo un po' cosa succede, siamo attenti a tutte le situazioni, perché Diav è chiaro che è un giocatore che in questa categoria, in questo momento ha il suo valore, ha il suo peso, quindi noi siamo attenti a un po' a tutto quello che è il mercato, Diav è uno di questi. Che campionato sarà per il Pordenone? Perché il primo la sorpresa, al secondo avete mantenuto la categoria, adesso? Mi piace questa domanda, Monica, perché questo è quello che noi ci stiamo dicendo un po' da settimane, adesso diciamo così siamo entrati nel mondo dei grandi, perché ho detto il primo anno è la sorpresa giustamente, poi la riconferma è la cosa più difficile, perché normalmente le squadre dopo il secondo anno, finito l'entusiasmo, sia in A che in B, retrocedono e poi rischiano anche poi di fare degli anni un po', diciamo così, nelle categorie inferiori. Noi invece siamo riconfermati, che per me è come aver vinto un campionato, perché veramente alla fine è stato uno stress pesante, perché poi tutta la situazione che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, Covid, infortuni traumatici, non muscolari, e quindi credo che noi veramente, come ho detto prima, dobbiamo aprire un ciclo nuovo e lo facciamo sia a livello tecnico, e quindi noi dobbiamo essere bravi, maturi, la società penso che ha fatto qualche errore, come sia a livello tecnico che societario, sia servita a noi questa esperienza negli ultimi 6 mesi, credo che sia stata un'esperienza molto importante. Che cosa vi aspettate dal nuovo allenatore Paci? Molto, non creandogli pressione, ma un allenatore che deve darci un'identità nuova, che deve portare l'entusiasmo che ha lui, la preparazione che ha. Io l'ho sentito ieri sera e mi ha detto Pres, guardi, sto ancora lavorando, sto facendo alcune cose, quindi credo che sia un grande lavoratore, poi ha un profilo secondo me molto alto come persona, quindi continuiamo, avevamo avuto per 3 anni un profilo molto alto di persona come Attilio Tesser, continuiamo sotto questo aspetto, perché anche Paci sarà un profilo secondo me a livello umano molto alto, e quindi questa è un po' la prima cosa, investire un po' prima sulle persone e poi sul tecnico. E poi come a livello tecnico credo che lui abbia delle idee importanti, che noi deve essere bravi prendendo dei giocatori adatti un po' a quello che ci chiederà, per far sì che poi al sabato, alla domenica o al lunedì ci possiamo togliere qualche bella soddisfazione, anche divertendoci magari. La tifoseria, l'ha detto poco fa, lei vuole coinvolgere possibilmente tutti i tifosi della regione, no? Rispondendo al fatto di questa piccola polemica dei 50, ha detto lei, contrari. Ma sì, ma la tifoseria va rispettata, il tifo serve al sabato, soprattutto allo stadio, per l'amor di Dio, io sono qua e sono molto attento, però dobbiamo capire che ci sono altre problematiche in questo momento importanti, che bisogna fare una squadra importante in B, perché quest'anno, se mi permetti Monica, io non la chiamerei B ma ne ha 2, andate a vedere il curriculum delle squadre che partecipano quest'anno, sono tutte che hanno giocato in Serie A, a parte noi il Cittadella e credo un'altra, quindi vi immaginate che tipo di campionato sarà, un campionato straordinario, andremo su Sky, quindi voglio dire anche lì la visibilità pazzesca, e dobbiamo essere bravi a vendere questo prodotto, questa società, e noi rappresentiamo i colori nero-verdi. Se poi giochiamo ancora 1 anno o 2 a Lignano non vedo un problema, poi ci metteremo, ripeto, con le regioni e col comune piano piano, però adesso un attimino non credo che sia il momento di far polemiche. Io smorzerei questa polemica, farei tifo per la squadra, sanno chi è al comando della società, che ha queste idee, che vuole sempre mantenere sul territorio tutto, però io voglio allargare un po' le simpatie del Pordenone, perché ripeto, perché noi non abbiamo questo grande bacino di tifosi, quindi vorrei allargarlo, vorrei vedere se domani dovessimo fare lo stadio a Pordenone di 10-12 mila persone, se tu crei una base solida in giro per la nostra provincia, per la nostra regione, è chiaro che è più facile poi riempirlo. Questo è un po' quello che penso io.
E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telefriuli alle 16:30. Buon pomeriggio.